Eccoci qua, siamo in una bellissima location. Vi devo parlare di questo prodotto, si chiama Euforia e voi sapete l'euforia è bella e contagiosa, è un prodotto molto brillante, luminoso, è un prodotto che viene dalla storia del 1900, dalla Belle Époque, quando c'erano tutte queste paillette e difatti il sottotitolo è: come un abito di paillette scintillanti, Euforia veste le tue pareti di colori e punti luce. E adesso lo faccio vedere, catalogo molto bello, colori vivaci. Abbiamo anche una variante oro che oggi vi faremo vedere. Quindi oggi vi facciamo vedere questa variante oro applicata in questa bellissima nicchia. È un prodotto di nicchia, difatti vi facciamo vedere una nicchia, però è disponibile in tutti questi altri colori. Bene, quindi a questo punto non mi resta che farvi vedere come si fa l'applicazione. Sempre il primer, in questo caso il Primus naturale, l'abbiamo già applicato e adesso facilissimo andremo ad applicare con la spatola Euforia. Vediamo. Allora, siamo qua con Fabio. Euforia, questa è la nuova latta. Il prodotto è molto consistente e una volta applicato è completamente lavabile e resistente e si applica meravigliosamente con la nostra spatola spatola stucchi di istinto. E adesso non ci resta che vedere come si applica. Facci vedere il prodotto intanto, che è molto consistente. Bellissima, con la luce poi è spettacolare. Quindi è passata una notte completamente asciutto, è finita. L'unica cosa, magari lascia giù qualche paillette e se ci disturba questa cosa gli diamo una mano di vetro lucido che chiude tutto ed è perfetta, assolutamente lavabile. È già lavabile così, ma con una mano di vetro lucido ancora più lavabile. Quindi procediamo con questa applicazione. Ecco, bellissimo, abbiamo trovato l'impiego perfetto per Euforia, questa nicchia dove abbiamo infilato la televisione. E questo prodotto di cosa è fatto? È fatto di graniglia di marmi di Carrara con queste paillette. Queste paillette ricordano tantissimo questo periodo meraviglioso, la Belle Époque, queste donne con questi vestiti scintillanti. E vogliamo riportare questa euforia nelle vostre case. Quindi il prodotto ha questo scopo: dare vita, dare entusiasmo, dare euforia ancora una volta. Qui ci sono tutti i nostri colori che proponiamo, ma con altri additivi potete divertirvi a creare quello che volete. Buon divertimento!
Bene, il video è finito, adesso siamo ai trucchi, piccoli accorgimenti che ci possono aiutare. Soprattutto chi è pratico di istinto, gli facciamo vedere l'applicazione con la spatola dentata e poi a lisciare eventualmente, se necessario, se avete voglia di schiacciarlo un po', con lo spruzzino. Vediamo. Ecco, adesso qui abbiamo steso con la spatola dentata, mescolando, avendo in questo modo l'uniformità. Adesso andiamo a lisciare con la spatola la nostra kit nudo, che lavora su 2 parti, quindi diventa ancora più uniforme. Poi ricordati, alla fine, se hai voglia, una spruzzatina d'acqua per rendere più facile questo lavoro, come facciamo con istinto. Allora, altro trucco, numero 2, abbiamo il prodotto è asciutto e vogliamo fare un box doccia o il retro di una cucina, bellissimo. Andiamo a mettere ipervetro. Non è necessario, il prodotto è già lavabile, però a garanzia totale possiamo, se avete voglia, ipervetro. Come lo diamo? Con il rullino, semplicemente. Paolo, facci vedere. Ecco qua, il secondo trucco, direttamente su Euforia con ipervetro, senza nessuna preparazione. Euforia, vi ricordo, è già lavabile, lavabilissimo, ma se dobbiamo fare box doccia, il retro di una cucina, questa finitura è consigliata. Come vedete, l'effetto finale è pressoché identico, ma le garanzie di lavabilità molto più alte. Bene, quindi potete divertirvi anche con pareti dove è necessaria l'assoluta protezione. Buon lavoro! Mi sono dimenticato una cosa. Quando è asciutto, ipervetro potrebbe lasciare fuori qualche paillette. Essendo molto forte, può diventare anche fastidioso. Allora prendete una carta vetra da 80, date una grattatina, pulite con una spugna ed è perfetto.